senso che Dovremmo essere in diretta in questo momento? Mi pare che ci siamo. Allora, buonasera a tutti. buonasera. Io sono Sabatina Napolitano per chi vedesse questa diretta per la prima volta e questa sera parliamo con Nicola Dugo. Per me è un'occasione molto emozionante perché conosco Nicola veramente da diversi anni e non ho mai avuto l'occasione di incontrarlo né di parlare con lui pubblicamente. Nicola, per chi non lo conoscesse, dico delle informazioni generali per chiarezza, è il fondatore di un blog, di una rivista che si chiama appunto Sulla Letteratura. L'indirizzo è sullaletteratura.blogspot.com. Allora, Nicola Duco, io ovviamente leggo la biografia, mi permetto di leggere la biografia in diretta. È nato a Firenze nel 1966 e vive a Lerici. Ha studiato recitazione e letteratura mondiale. eh, è dottore, non dico dove l'hai studiata perché sarebbe New Jersey. Sì, New Jersey. Non vorrei sbagliarmi perché io so che tu conosci bene l'inglese, quindi sei anche traduttore dall'inglese, quindi io con le pronunce non vorrei sbagliare. Ho studiato un inglese americano col TOEFL, ma non lo pratico, quindi... Allora, è dottore con lode in lingue e letterature straniere moderne, dottore di ricerca in letteratura di lingua inglese all'Università La Sapienza di Roma e giornalista pubblicista. Ha fondato e cura il blog sulla letteratura. È stato tra i redattori fondatori di Praz, redattore di notizie in Controluce e membro del gruppo di Frascati di ricerca in robotica dell'Enea. I suoi scritti sono usciti su Avvenimenti, Mondodonna, Amnesia Vivace, Libere Luci, Samurai ed altri. Ha tradotto poesie, racconti, articoli e interviste di Eliot, Oden, Thomas, Sexton, Bloom e nel 1998 e tanti altri. Del 98 è la Silloge Poesie. Il suo ultimo libro di narrativa è Memorie sfaldate annue del 2014. Gli ultimi di poesia sono Notizie dalla Bosnia e Poesie Nizzarde, perdonami, del 2014. Sono molto emozionata, sto cercando di stare serena. Il suo ultimo libro è scritto con Luciano Albanese, Doriano Fasoli, è scritto con, nel senso che raccoglie scritti di Luciano Albanese, Remo Bodei, Doriano Fasoli, Silvia Maria Pettorossi e Franco Rella. Il titolo del libro è appunto Immagini della crisi, Nietzsche, Husserl, Joyce, Heidegger, Bakhtin, Bataille, Foucault e Murakami, edito Stamen nel 2017. Questo più o meno è l'introduzione biografica che possiamo trovare nel blog di Nicola. Sì, io avevo anche letto i riferimenti che possiamo trovare su internet appunto all'ultimo libro, che è un libro di critica che raccoglie i saggi che si possono leggere nel blog e tra questi saggi si può trovare uno che è scritto di tua mano su Bakhtin, Sì, su una Bakhtin, riflessione di Mikhail Bakhtin. Bakhtin. Sì. Bakhtin sulla riflessione sulla Mikhail polifonia Bakhtin. e un altro
dove parli anche del concetto moderno di autocoscienza del personaggio. Questo mi ha intrigato molto, mi ha molto interessato. E poi ne scrivi un altro su Joyce, in realtà ne hai scritti tanti, io l'ho letti tutti quelli che hai scritto nel blog. Io volevo prima di tutto sapere dell'ultimo lavoro che avete fatto insieme, tu, Doriano Fasoli, Luciano Albanese, e appunto qual è stato il principio che vi ha spinti a una pubblicazione fare del questo genere. volume. No, questo volume nasce semplicemente dall'attività del blog. Il blog è nato nel 2009 e in realtà nel 2009 nasceva come una raccolta di cose che avevo pubblicato su varie testate e poi a un certo punto però questo blog volevo che diventasse qualcos'altro. Quindi ho chiesto al Luciano Albanese, docente di filosofia alla Sapienza, un amico, e ho chiesto se aveva degli interventi, delle cose già edite, non cose inedite. E in quello stesso anno mi ha dato un testo rivisto rispetto a come l'aveva scritto, che è il primo e l'ultimo Heidegger, in cui lui ritocca appunto un suo saggio precedente sulle due fasi di Heidegger, Martin Heidegger in filosofia. E successivamente un altro suo saggio, sempre edito, che è Nietzsche a Capri, in cui racconta, Luciano Albanese, il periodo in cui gli studi che ha fatto Nietzsche appunto a Capri, collegandolo con riti antichi e non contemporanei. Successivamente avevo chiesto anche questo intervento, un intervento anche da parte dell'amico Doriano Fasoli e abbiamo iniziato anche in questo caso con qualcosa di edito, non di inedito, che è stata l'ultima intervista che ha realizzato ad Emilio Garroni, che è stato anche mio docente, un importante docente d'estetica della Sapienza. E successivamente invece sono usciti una miriade di articoli, interviste e tant'altro di nuovo. Quindi da 3 autori poi siamo diventati 26 autori in più di 10 anni. Il libro nasce come una silloge su un tema, cioè prendiamo delle cose che abbiamo pubblicato sul blog e facciamone un volume. Quindi Albanese con la casa editrice Stamen si è accordato per questo volume, quindi lui ha curato il volume sul tema appunto immagini della crisi attraverso una serie di personaggi che vanno da Nietzsche a Haruki Murakami. Quindi in realtà l'unico testo che non era ancora stato pubblicato sul blog, ma era stato pubblicato su Rai News, era quello di Murakami, che poi ho pubblicato anche sul blog. E quindi un attraversamento, una lettura del Novecento, della modernità attraverso varie figure e attraverso anche forme discorsive diverse. Quindi parliamo appunto della filosofia di Nietzsche, ma si parla anche di Foucault, come fa la Petti Rossi, e poi così via sugli autori contemporanei. Quindi ci sono interviste a Bodei che ha fatto Doriano Fasoli e quella Francorella, in cui, come spesso avviene nel blog, che ha più di 60, oltre agli autori, ha più di 60 persone intervistate, quindi coautori dell'intervista, anche se l'autore è l'ultima, cioè chi firma il pezzo è Fasoli, è l'intervistatore,
abbiamo diciamo una lettura della letteratura italiana, ma anche straniera, molto ampia. Diciamo, questa parte qui del libro riguarda soltanto alcune tematiche per farne un volume con un numero di saggi, di interventi, più o meno un paio a persona. Sì, in Volevamo realtà il io volume, questo è il tema. non ho capito. Il volume sarebbe potuto essere più copioso, è stata una scelta dare un certo tipo di taglio e in modo da far vedere quali sono i discorsi che poi si intrecciano. In realtà i saggi intrecciano e parlano di autori che sono autori di cui parla uno, ma poi parla anche l'altro. Sì. Allora, io ho un po' seguito negli anni i tuoi interessi. Chiaramente nel blog tu non scrivi solamente di Bakhtin o di Joyce, tu hai vari interessi. Hai parlato di poeti dagli inizi, dai primi anni come Whitman, Henney, Marcovaldi, Auden, Pound, Thomas, Saxon, Dickinson, Olds, Alfred Korn, Montale, Machado. Hai parlato di scrittori come McEwan, Harrison, Schnitzler, Melville, Murakami, Kenzaburo Oe, Chuck Palahniuk, Atwood, Yuko Mishima, Peter Nadas, Céline Simenon, Zimboska, Mary Oliver, Welbeck. Hai parlato di critici e teorici, drammaturghi come Pinter e Shakespeare, cantanti come De André, filosofi come Deleuze, Heidegger, Husserl, Foucault, scultori come Arturo Martini. In realtà questo elenco va da sé che è solamente un riferimento a tutto quello di cui tu hai parlato in questi anni attraverso il blog sulla letteratura. Puoi spiegarci più o meno l'andamento della scelta dei testi? È legato a una sensibilità interiore, a uno stato del momento che vivevi? Tu hai cominciato con Foglie d'erba di Whitman e poi hai seguito un andamento che andava in modo interdisciplinare anche con gli altri autori. Ho visto che c'è sì una connessione continua anche con gli scritti degli altri. E volevo sapere se questa architettura era fondata su una sensibilità biografica o su una scelta storica, storiografica. No, diciamo, per me, anche sulla letteratura, perché questa è una cosa di cui abbiamo sempre convenuto con Albanese, sulla letteratura è un'idea, ma anche con Fasoli, ma è un'idea generale, cioè non si parla di letteratura, si parla di letteratura, si parla di cinema, si parla delle varie scritture, delle varie forme, della critica, che può essere anche la critica d'arte, quindi anche quello è un modo di scrivere. Quindi c'è il quadro, però c'è chi dice che l'immagine è muta, no? Devi scrivere ne parli e quindi inizi a entrare dentro le immagini. Io non ho mai fatto una distinzione fra le varie arti. Le arti, anche il pensiero si compenetra, quindi eh, un autore non può pensare di vivere con un'anima bella senza seguire la storia politica, seguire oltre alle forme di comunicazione che può essere una scultura in gesso anziché un dipinto, quindi un modellato anziché entri dentro tutto questo meccanismo delle arti. Poi per passione, anche perché mi piaceva recitare, ho sempre privilegiato il cinema e il teatro, quindi cioè a 20 anni ho praticamente letto quasi tutti i contemporanei
da allora della letteratura inglese, quindi Pinter, Beckett, Eckborn, eccetera. Cioè, eh, quindi non c'è un limite, non c'è uno spazio solo della letteratura, solo dei versi e solo di certe forme o di certi generi. Tutti si compenetrano, tutti hanno un esercizio, come il romanzo La carta del territorio di Welbeck, che si apre con Jeff Koons piuttosto che Damien Hirst, parlando appunto della vita, dell'eros di Koons rispetto alla raffigurazione della morte di Hirst. Quindi è una cosa che nasce da ragazzino, con i primi versi, ascoltando la musica. Peraltro io ho iniziato a scrivere i primi versi traducendo in italiano o cambiando i testi in inglese a un album dei Pink Floyd a 14 anni. Quindi ho iniziato con la musica, poi tu vuoi metterci il tuo. Sì, l'andamento è dettato più che altro da un interesse, dalla creatività, da un interesse Sì. creativo, immagino. Sarebbe interessante, secondo me, avere anche una pubblicazione proprio dei tuoi scritti, perché per esempio quelli su Controluce, così come ti ho detto, non si possono leggere, Nicola. Non No, si quelli su possono. Controluce sono tutti online, perché praticamente Sì, ma il link non si apre. non lo so, non sono aggiornato Sì, è perché ho tentato negli ultimi giorni anche di in genere leggere. Controluce utilizza, che è una rivista un mensile che c'è da più di 20 anni, e utilizza il PDF del giornale su carta. Quindi praticamente ha la riproduzione oltre agli articoli online, però adesso non so aggiornato perché non sto collaborando Sì, ho con... visto io, non si aprono. Allora, quindi il progetto, tu sei fondatore di questo progetto, poi mi dicevi l'altro giorno che effettivamente, come hai detto anche adesso alle altre persone che ci stanno seguendo e che vedranno questa diretta e che non erano a conoscenza del blog, che collabori con Doriano Fasoli e Luciano Albanese. Allora, di Doriano Fasoli e Luciano Albanese ho anche visto dei video su YouTube perché mi piace molto anche guardare i seminari, le interviste, conoscere la persona. Io ti conoscevo da tanti anni, loro li sto conoscendo dagli ultimi anni. E sì, di Doriano ho visto anche le interviste a Maler Barrisi, a Maria Luisa Spaziani, anche l'ultima, Rosa Rossi. Sono interviste veramente dell'anima, molto emozionanti, veramente bellissime interviste. Sono quei ricordi storici che riescono a farci sentire parte realmente di un'unica storia letteraria, politica e come tu dicevi effettivamente sociale. Quindi le biografie si legano alle storie letterarie, inevitabilmente. Sì, anche di Luciano Albanese ho studiato gli interventi che ha fatto di filosofia e mi devo aggiornare anche in altri che ho perso. Quindi sì, effettivamente non ti ha spinto, non ti ha mosso semplicemente l'interesse per la poesia, perché tu, ripetiamo, io prima ho letto non benissimo, ho letto con umiltà la tua biografia perché so che sei molto molto più avanti di me. Ho letto la tua biografia e abbiamo visto che tu hai pubblicato diversi libri di poesia. Io negli anni ho seguito i momenti in cui tu scrivevi qualche poesia su Facebook o comunque le scrivevi a penna, con le tue penne. Tu sei un amante delle penne, quindi scrivevi queste poesie con la grafia, con delle grafie particolari su dei fogli e le lasciavi o su Facebook o su Instagram dove penso dove ti era più consono fare la fotografia dello scritto. Quindi non è solo l'attenzione per la poesia che ti ha spinto a questa ricerca accademica da quando eri giovane, perché tu, ripetiamo, hai degli studi approfonditi sulla letteratura mondiale.
Com'è stato il tuo avvicinamento per quanto riguarda proprio la poesia, la composizione poetica? È andato così, ascoltando dei brani musicali, poi componendo qualche cosa. Non sono uno che sa suonare, ma gli accordi, bene o male, di una tastiera li conosco. E ho Ah, sai iniziato a suonare il scrivere, pianoforte? no, no, proprio l'ABC degli accordi maggiori, Ma minori. degli accordi maggiori e minori della chitarra? No, no, Questo mi era una sfuggito. tastierina, con una tastierina, poi Ah, del la piano. base, e poi... Ma in realtà è iniziato così, ho iniziato a appassionarmi alla poesia, mi, mi specchiavo nelle poesie da ragazzino a 14 anni, 15 anni, nelle poesie come nelle canzoni degli altri, poesie soprattutto quelle dello Stil Novo e soprattutto e anche quelle di Petrarca. Quindi ho Mm. iniziato a scrivere, non sapevo scrivere la metrica, però sapevo come funzionava un sonetto di base. E quindi Quindi è l'utilizzo... iniziato con un'attenzione tipo del cantautorato, non è iniziata come un'attenzione No, ho letteraria. iniziato che sì, inizialmente, ma per breve, poi è iniziato il periodo in cui scrivevo 10, 20, 30 cose al giorno. Quindi brani, cioè brani lirici su quello che mi era intorno. Quindi le situazioni che affrontavo nella vita, i pensieri, i sentimenti, queste cose qui. Sì, ah, Poi successivamente questa cosa è diventata, ha preso un'altra piega, cioè è diventato una... ho iniziato a recitare, ho iniziato a fare delle cose diverse e quindi ho continuato a scrivere, a imparare come si utilizzano forme metriche, fare esperimenti, quindi poi passando da un regista all'altro, guardando ogni giorno tanti film, sempre legati o a un attore o a un regista che volevo seguire, e lo stesso per gli scrittori. E quindi ho iniziato a seguire una miriade di scrittori. Diciamo, quelli fondanti sono stati per me anzitutto Montale, Ungaretti, poi è diventato anche Corazzini, Govoni, i vari, ovviamente i Gozzano. classici italiani. Sì, sì, e poi te li vai a cercare, te li peschi, eh, poi entri anche in rapporti con persone che hanno i tuoi stessi interessi e quindi anche lì c'è uno scambio di idee. Per esempio, Ted Hughes, io l'ho conosciuto perché era uscito il libro della professoressa Sapienza, Maria Stella, e a un certo punto la mia docente Rosy Colombo mi prestò la sua copia e mi disse che ne pensavo di questo libro sull'intero arco poetico di Ted Hughes. E a quel punto ho iniziato a leggere Ted Hughes. Ehm, Peraltro un autore come anche Ini che utilizza, hanno fatto anche volumi dove la poesia è affiancata alla fotografia. Cioè Remains of Hermit di Ted Hughes è un bellissimo libro di grosso formato con fotografia, poesia, cioè le poesie nascono dalla fotografia. Questo è un esperimento che ho fatto per anni anche col fotografo Fabrizio Fioravanti, e abbiamo fatto 5 anni di calendario in cui ogni mese c'era una fotografia tematica sua e un brano poetico mio oppure un racconto mio. Memorie sfaldate annue, la prima versione nasce appunto in un calendario bilingue, quindi con traduzione delle poesie in inglese fatte da altri e lo stesso del racconto Memorie sfaldate annue. Quindi Sì, l'aspetto, diciamo, l'aspetto accademico è un aspetto, secondo me, del tutto secondario. Cioè l'aspetto sì. accademico serve No, io semplicemente... non parlavo di un aspetto accademico, la mia curiosità era
insomma, sull'origine della vocazione. Per esempio, io ho cominciato a scrivere poesie studiando Montale perché andavo al liceo, ma ero completamente ignorante sul fatto che io, su un destino poetico, sul fatto che io volessi scrivere sul serio poesie. Ogni anima, ogni persona ha una crescita e una vocazione personale, no? Non facevo riferimento a... Diciamo c'è un'imitazione. Cioè a un certo punto dici perché devo fare osservatore? Perché queste persone raccontano le cose proprie in cui mi riconosco anche? Eh, Poi essere attivo. Cioè c'è chi guarda uno spettacolo e chi vuole essere parte dello spettacolo. Chi guarda Sì, una però tu partita adesso non stai invece scrivendo ama più. più giocare e stare in campo che guardarla. E, Perdonami, sì. dico, adesso non stai più scrivendo poesie, ti stai dedicando più alla saggistica. No, adesso non mi dedico quasi a niente, nel senso che leggo, scrivo quello che mi va al momento e più che altro devo mettere a posto, correggere una miriade di lavori fatti che sono inediti, che sono tanti. E Da quindi a pubblicare nel volte blog. che non sono nel blog, sono la tesi a dissertazione di laurea e dottorale su Joyce, sull'immaginario femminile, eccetera, e, per farne un volume, così come di poesie pubblicate sono pochissime quelle rispetto a quelle che ho scritto, quindi c'è tutto quanto un lavoro su quello. Poi ci sono lo stesso paper, saggi che ho scritto che ritrovo nei quaderni. Eh, Comunque hai molto Poi quando materiale. mi va di fare una cosa nuova, come ultimamente faccio una recensione di un film che magari mi ha incuriosito e che può essere di spunto a qualcun altro come tematica. Quindi Sì, allora, Nicola, noi, per chi, sempre per chi, io sto parlando a chi non ti conosce e ti vede per la prima volta. Per chi non ti conosce, se cerca su YouTube Nicola Tuco, vede due video che hai girato tu, uno dove parli di Zanzotto e un altro dove parli della tua data di nascita e del disastro delle bombe. Ecco, noi parlavamo prima, nella breve anteprima che ci siamo regalati semplicemente per vedere se tutto andava bene, del fatto che la massa, molti non conoscono chiaramente le motivazioni più realistiche, più vicine alla realtà storica dietro a tanti avvenimenti, disastri e non. Quindi tu hai voluto in questo video sottolineare, mettere in luce degli aspetti fondamentali, come mi dicevi, non da storico, ma da persona con una certa sensibilità anche critica e hai voluto lasciare questa impronta. Siccome sono solo due questi video, uno in cui parli di Zanzotto e un altro in cui parli di questi disastri di Hiroshima e Nagasaki. Ecco, volevo sapere, volevi dirci qualcosa oltre? Pensi di girare altri video in cui parlerai di qualche altro argomento? ma io in genere faccio video che non posto, quindi faccio registrazioni, sono cresciuto facendo fin da ragazzino registrazioni audio di come si legge e quindi ascoltandomi in continuazione. Quello è un modo per comprendere come va letto un testo, soprattutto di poesia, dove c'è un accapo, c'è una cesura interna, ci sono delle pause necessarie. Quei video in realtà sono nati così perché Zanzotto è un autore che leggo da decenni e che mandava di spiegare quattro cose base su Zanzotto in estemporanea e quindi l'ho poi l'ho messo online, ma il secondo nasce è sempre una cosa spontanea, non è una cosa professionale. Il secondo
avrei voluto negli anni, perché di qualche anno fa, fare il montaggio, fare illustrazioni, eccetera. Cosa che partendo dalla base di quel video, che è peraltro molto lungo, poi si fa il montaggio, quindi ci metti le immagini di quello di cui stai parlando. Quello riguarda l'insegnamento storico, le modifiche delle conoscenze storiche. Uno dice impari la storia, ma la storia è sempre aperta, una cosa aperta come la biologia, come tanti altri settori. Scopri qualche cosa, documenti nuovi, eccetera. Quindi quel video è nato come ricordo, dato che era un'occasione del 6 e del 9 agosto di qualche anno fa, e ricordo del 6 e 9 agosto del 1945, le due bombe atomiche che gli americani hanno sganciato su due città giapponesi che sono state anche per decenni un tabù, un vero e proprio tabù. Nel senso che non si parlava mai durante la guerra fredda. Adesso magari le generazioni più giovani non sanno neanche cosa sia la guerra fredda, ma nella guerra fredda non si andava a toccare il tema si parlava dell'olocausto, Shoah, che dir si voglia, soluzione finale. Si parlava di altre cose, ma non si toccava il tema del bombardamento di civili, dove l'intenzione era ammazzarli tutti, cioè ammazzare tutta la popolazione, quindi bambini, donne, civili, di tutti. Negli ultimi anni, cioè, gli americani hanno sempre detto, compresi quelli che hanno sganciato la bomba atomica, tranne uno, che era necessario per salvare tante vite umane di soldati americani. Ma anche questo non regge più, e quindi in quel video faccio semplicemente un aggiornamento di quelle che sono le conoscenze storiche condivise rispetto a un evento così tragico. Cioè la tesi è che gli Stati Uniti non hanno piegato il Giappone con le bombe atomiche. Il Giappone si è reso il 9, dopo la mezzanotte del 9, cioè la seconda bomba atomica, prima non l'ha neanche considerata come importante. E quindi si è resa perché a mezzanotte del 9 sono entrate in azione l'Armata Rossa, le truppe sovietiche, che non avrebbero lasciato l'imperatore. Cioè sono video in cui si aggiorna attraverso documentazioni, attraverso interviste. Poi il grosso di quelle documentazioni sono, oltre ai volumi pubblicati, sono anche su YouTube. Cioè su YouTube senti lo storico che ha avuto accesso agli archivi di Truman. Cosa sapeva Truman, presidente americano? Che cosa sapeva Hirohito? Che cosa sapeva... cioè le carte sono emerse. C'è una biografia che è uscita, che ha vinto anche il premio Pulitzer per la biografia alcuni anni fa, dedicata a Hirohito, in cui si svela quanto potere avesse più di quello che era considerato dagli storici Hirohito. Quindi sono video che servono soltanto per divulgazione di informazioni, magari quelle su Zanzotto sono più originali, mie, queste altre storiche in realtà non sono... Non Il sono dito che tocca il dito che tocca la cascatella è bellissimo come immagine di Zanzotto. sì, sì, da Allora, Fosfeni. ah? Dalla raccolta Fosfeni, è Sì. una bellissima raccolta di Andrea Zanzotto.
Allora, Nicola, tu hai un grosso interesse anche e soprattutto per la letteratura giapponese, sia per quanto riguarda proprio la produzione poetica, sia per quanto riguarda proprio i romanzi. Hai seguito i premi Nobel giapponesi e hai recensito veramente vari romanzi, di scrittori giapponesi. Volevo sapere, perché questa attenzione alla letteratura giapponese. Perché la letteratura, una letteratura che non è nazionale, la letteratura non è mai una cosa locale, una cosa internazionale, quindi bisogna estendere le conoscenze sulle varie letterature. Quindi ci sono i momenti della passione per la letteratura italiana, o certe parti periodi o forme della letteratura italiana, lo stesso per quella russa che ho studiato all'università, poi per quella francese, per quella giapponese, cioè vengono da sé. Sì, però Gli nel autori blog tu giapponesi, ti eh? concentri maggiormente, nel blog ti concentri maggiormente su autori giapponesi. No, nel blog parlo, no, diciamo, quelli di cui parlo di più sono di lingua inglese per il fatto che, essendo un comparatista di letteratura di lingua inglese, quindi è più facile che parli di Coetzee o adesso non so se c'è qualche saggio mio sul blog di Coetzee, ma in ogni modo parlo di Virginia Woolf o parlo di Joyce, di Philip Roth, di Margaret Atwood, che peraltro abbiamo anche la fortuna di essere una delle autrici del blog, con un suo testo. E, quindi quelle di lingua inglese, cioè siano africani, siano canadesi, statunitensi, inglesi, irlandesi, eccetera, il grosso, diciamo, sul prospetto è quello. Poi in realtà a volte non scrivi sugli autori che preferisci, cioè quelli che ti hanno più influenzato. Per esempio, io non credo di non aver mai scritto nulla se non per me su Montale. Eppure Montale è uno degli autori che conosco meglio. Su Eh, Montale ne hanno parlato, ha parlato Luciano Albanese commentando le poesie di Doriano Fasoli. sì, Montale è un punto di riferimento importante per la poesia. Però la mia domanda era sulla letteratura giapponese. Volevo sapere alla La fine letteratura tra i giapponese tanti quale autore preferisci al momento? al momento, al momento non lo Io ho so. letto le critiche, Cioè, ci stiamo sono parlando sempre per chi non conosce il blog, quindi stiamo presentando un sempre un... autore che mi piace tantissimo è Tanizaki, su cui ho scritto una sola cosa che non è sul blog. Ehm, cioè sull'occidentalismo, cioè, siccome di Haruki Murakami si dice quanto sia occidentale, no? Quanta cultura occidentale sia, quindi europea o statunitense, sia nelle sue opere, avevo scritto una cosa per evidenziare quanto lo stesso valesse per Kenzaburo e per Tanizaki. Ci sono proprio riferimenti tra Occidente e Oriente in questi autori. Del resto il Giappone ha subito delle guerre, un'invasione culturale in più fasi da parte dei paesi occidentali e quindi evidentemente poi in particolare dalla seconda guerra, del secondo dopoguerra, il Giappone è stato praticamente sotto il governatorato, diciamo così, ehm, degli Stati Uniti, per cui l'influenza americana c'è, però anche in Tanizaki trovi l'influenza dei francesi, in Kenzaburo trovi tantissimo la letteratura francese perché lui è un francesista. Eh,
E a me interessa per invece l'aspetto culturale locale, cioè vedere un altro popolo come pensa. E la stessa cosa che ho fatto con la letteratura russa. La letteratura russa ha un approccio molto particolare, molto diverso l'insegnamento universitario di quanto non sia quello della letteratura inglese o americana. Nella letteratura russa ti insegnano a pensarla come i russi, cioè a vedere, quindi le prime cose che devi imparare è prima di tutto la storia russa, i principi quindi non la storia della letteratura, ma la storia russa, cioè sapere chi è lo zar, sapere eh, tutti i moti rivoluzionari, tutte le problematiche storiche. Ma è chiaro che la storia della letteratura si rifaccia comunque alla storia, alla Certo. cultura. Certo, diciamo che nell'università italiana non si insegna la storia inglese facendo letteratura inglese. Un po' di più quella americana a seconda dei docenti, ma in realtà si va direttamente alla letteratura che poi uno contestualizza il singolo testo. Ma quello fa parte propriamente di un'organizzazione dello studio. Io ti facevo una domanda piuttosto sulle pulsioni, sui desideri. Perché ti piaceva in questo momento leggere uno scrittore giapponese? E tu mi hai risposto per vedere come la pensano lì, per Sì, lo specchio della società. anzitutto Ma perché forse perché la tua è un'attenzione un po' antropologica, tu hai comunque sempre questo quest'occhio, sempre, certo, sì, sì. è un occhio Eh, antropologico. Nel caso della letteratura giapponese, in realtà avevo letto un romanzo di Murakami, mi aveva molto affascinato perché era sulla scrittura, cioè è un mondo parallelo, un 1284, 1884, in cui anzi due dei protagonisti sono scrittori. Eh, e quindi l'attenzione, la cura su questo aspetto della scrittura, dall'andare a comprare un computer, cioè un computer, diciamo una macchina, sì, è un computer per scrivere del 1984, un portatile, ha tutta una serie di situazioni che in quel caso lì riguardavano anche il terrorismo, che è un altro tema che mi interessa molto. E quindi le organizzazioni di tipo terroristico o in quel caso religiose. Ma siccome tu sei Essendomi piaciuto quel romanzo, poi ne leggi altri dello stesso sì, autore e poi ho passi a capito, altri sì. autori, quindi Sì, sì, ho puoi capito entrare che anche nella cultura che c'è dietro. sì, in realtà tu siccome hai detto che sei un comparatista, io volevo sapere più o meno, anche se c'era un motivo comparatistico, se ti piaceva un autore, perché magari tu mi hai detto che ti piaceva quell'autore perché appunto è un francesista, ma se dovessi parlare invece di uno scrittore francese contemporaneo che A me preferisci piace leggere, molto Welbeck, Houellebecq, e uno inglese? inglese contemporaneo. Inglese contemporaneo ce ne sono vari. Anzitutto, vabbè, Margaret Atwood in primis. Poi no, ci sono tanti autori, tanti poeti contemporanei, cioè No, eh, io parlo di scrittori, i scrittori, narratori, dici. sì. I narratori contemporanei viventi, intendi? Perché ci sono viventi e non viventi. Alcuni che, cioè, data l'età, Viventi, perché in questo momento poi non so, no, non te ne viene adesso nessuno. no, ce ne sono vari, ci sono autori di vari paesi. Adesso non ho preferenze specifiche per questo o quell'autore. Vabbè, questo è Potrei indicativo dire perché Rushdie, posso dire
cioè che ci sono una serie, cioè James Smiley, c'è una miriade di autori, Jonathan Franzen, ci sono tanti autori interessanti, di cui mi piace un'opera, però magari un'altra non la trovo interessante, anche la Etude, di cui conosco gran parte dell'opera, non leggo tutte le sue opere, per esempio The Testaments, non so se in italiano usciva come i testamenti, che è diciamo, il proseguio del racconto dell'ancella, il celebre il racconto dell'ancella non l'ho letto, mentre ho preferito leggere altre opere sue. Quindi degli autori prendi questa o quell'opera che ti interessa, è sicuro che è un grandissimo autore, raffinatissimo. Allora, Eh, Nicola, tu quindi Coetzee stesso, cioè Coetzee sicuramente è uno dei più grandi narratori e saggisti di lingua inglese. abbiamo parlato un po' di quello che tu hai fatto per sommi capi come poeta, come scrittore, perché tu ti definisci uno scrittore, perché ad esempio ci sono delle foto della tua libreria dove appunto dici il disordine dello scrittore, quindi ti definisci uno scrittore alla fine. Scrittore, se scrivi, sono scrittore. Poi può Sei uno essere scrittore. Ehm, un pessimo scrittore, poi può essere uno scrittore professionista o un professionista, cioè che vive solo di scrittura perché se lo può permettere, è lo scrittore che non è professionista e Sì, che allora quindi dicevamo, quindi abbiamo un po' parlato del fatto che hai scritto, che scrivi poesie, della tua attività critica, saggistica, comparatistica. Io volevo sapere come traduttore, volevo sapere un po' la tua esperienza da traduttore. Sono curiosa perché non ne abbiamo mai parlato. Come è iniziata e cosa provi? È differente tradurre un libro, è differente l'approccio con la parola, con la lingua rispetto all'approccio creativo proprio della scrittura in sé. ma cioè io, diciamo, c'è stato un periodo che ho fatto anche il traduttore professionista, nel senso fai le traduzioni per guadagnare del denaro, quindi con Mondadori ho fatto questo. Ehm, ma diciamo, in genere non traduco se non cose che mi riescono, quindi soltanto cose per passione, per piacere mio. Quindi ehm, devi trovare il linguaggio giusto, devi trovare il suono giusto, devi trovare la frase in italiano che sia sintetica, cerchi di essere sintetica come l'originale. A volte certi autori non sono per te, nel senso che li apprezzi nel leggerli, ma è difficile, cioè praticamente impossibile tradurli. A volte per cercare di fare meno danni rispetto alle traduzioni che circolano, ho cercato di tradurre qualcosa di Emily Dickinson, ma praticamente è perché sono talmente brutte le traduzioni che circolano di Emily Dickinson, Certo. però Ma circolano è, anche tante traduzioni è, inutili di poeti inglesi, Nicola, tante. è, Al momento d'oggi circolano, alcuni poeti sono del tutto dimenticati, altri ipertradotti. Allora, L'effetto. il grosso dei poeti attualmente attivi in Italia non esiste. Cioè i poeti, c'è Simic, ci sono alcuni che sono stati tradotti, vengono tradotti, ehm, ma il grosso no. Cioè, autori come Franz Wright, Claudia Emerson, cioè una miriade, il grosso degli autori non viene tradotto, vengono tradotti quelli che hanno vinto un premio Nobel, più qualcuno in odore di Nobel come c'è Simic,
ma sono veramente rari, cioè quello che vengono tradotti sono... E a volte, cioè, ecco, Franz Wright lo volevo tradurre, volevo cercare di tradurlo, fare un'operazione di traduzione, però poi lui è scomparso alcuni anni fa, quindi ci siamo sentiti, cioè ci siamo scritti, siamo stati in contatto per vedere come fare qualche libro suo, cioè far uscire qualche libro suo in Italia. Poi ci sono nelle traduzioni, se parliamo di narrativa, ci sono le traduzioni terribili. Cioè io mi ero scritto con Jennifer Egan quando stava per uscire cioè si pensava alla traduzione del suo romanzo con cui vinse il Pulitzer alcuni anni fa e, e- cioè poi quando è uscito non c'entrava niente. Eh, per avvenimenti, per esempio, per avvenimenti io facevo una sezione negli anni 90, cioè avevo uno spazio negli anni 90 in cui eh, recensivo le traduzioni dall'inglese, quindi di McEwan piuttosto che di Walt Whitman e via dicendo. E, e quindi a volte dovevo tradurre io stesso, rivedere le parti perché in inglese funziona, è snello, c'è tutta una dinamica d'azione, è dovuta alla frase. Cioè, le frasi sono composte in modo diverso, cioè in inglese si usa soggetto, predicato e complemento, diciamo così, per semplificare. In italiano possono essere spostate queste parti del discorso. E però se le sposti, leggi una cosa prima della seconda e nella stessa frase con certi autori a certi livelli, tu vedi quello che è l'inizio della frase, cioè vedi le prime immagini e non quelle successive. E quando McEwan ti fa una dinamica per le scale con uno sguardo dietro, uno sguardo avanti, e tu non segui l'andamento sintattico dell'inglese, non riesci a renderlo in italiano, ti perdi tutto, diventa soltanto la traduzione della frase, non della dinamica, e quindi perdi l'estetica. Lo stesso è avvenuto con Tempo e Bastardo di Jennifer Egan. Stessa cosa, una traduzione illeggibile, tanto che in America ha avuto un successo immenso e in Italia non l'hanno letto. Cioè, chi l'ha letto ha detto, beh, che noioso. Grazie, se traduci Nicola, un come libro, funziona il rapporto di traduzione? Sei tu che contatti un autore o è la casa editrice che ti contatta? ma se tu lo fai a livello professionale, hai un rapporto con un editore. Quindi, Nel tuo se caso tu era lo leggi Mondadori. pure, al tempo c'era la segretaria di redazione e quindi mi diceva serve questo e serve quest'altro. Quindi facevi quello, hai tempo per fare anche quest'altro, vuoi fare quest'altro, abbiamo questo, e quindi a seconda dei tempi tuoi li traducevi in tempo abbastanza breve comunque. E quindi dovevi... Perché poi in traduzione non è una questione di parole, tu non traduci le parole, tu traduci gli oggetti, cioè i referenti. E in più devi tener conto della qualità eh, ehm, eh, sonora, dell'atmosfera che si crea. E l'atmosfera è fondamentale. Quindi se vuoi tradurre una poesia come, che non è pubblicata la traduzione, ma in ogni modo una poesia, ho tradotto di Scemusini come Norse, dall'omonima raccolta, devi usare tutti i fricativi, devi usare le S, le F, devi usare le R, devi usare suoni aspri, perché
lui dà quell'idea del mondo germanico in quella maniera lì. Devi sentire il metallo, devi sentire la pietra. E se non riesci a fare questo, la poesia diventa una traduzione povera e il rischio con certi autori è grande. Nicola, quindi se io ti dovessi chiedere dei nomi di traduttori che tu apprezzi in Italia, Beh, sicuramente Riccardo Duranti lo apprezzo, ma siccome io leggo poco le traduzioni, quindi mi è difficile dirti, cioè alcuni li conosco, so che traducono bene, però non sto a seguire le loro traduzioni, eh, semplicemente perché leggo l'originale, quindi non, cioè, te lo potrei dire sulle cose vecchie, mi piaceva tantissimo, ecco, Bacigalupo sicuramente è uno che traduce molto bene. Un altro è stato Giovanni Giudici, a me piacciono molto le sue traduzioni. Eh, vabbè, in generale i poeti hanno sempre tradotto meglio. sì, c'è la Basso che traduce bene la narrativa, cioè ce ne sono tanti autori, soltanto che alla fin fine, cioè se leggi un autore in lingua originale, è difficile che vedi quanto è bravo questo traduttore piuttosto di quell'altro. Eh, Allora, vedi Nicola, per chiudere, l'effetto, ah? vedi l'effetto, dico, vedi l'effetto, vedi se un romanzo funziona, ti funziona in italiano, vuol dire che è tradotto bene. Cioè, almeno ti arriva in un certo modo. Se è scialbo, poi ci sono alcuni casi eccezionali in cui è scialbo volutamente l'originale, per esempio il racconto dell'ancella è molto pesante in inglese, tutta la prima parte, poi prende una dinamica più alla 1984 di Orwell, cioè lei utilizza, la Atwood utilizza un linguaggio diverso, crea una dinamica, inizia a creare dei scenari, ma all'inizio è proprio piatto e ti dà nella lingua inglese un piattume, nonostante la Atwood è nota per fraseggi bellissimi, ironici, di suono, di grazia. E invece nel racconto d'Ancella ti costringe a stare in quella piattezza, in quella vita piatta della donna che è sottomessa in questi Stati Uniti che hanno preso una piega protestante integralista. Sì, Nicola, per chiudere, perché altrimenti sarà molto difficile farci seguire. Allora, abbiamo comunque tirato le fila di molte delle tue attività di scrittore, critico, saggista, comparatista, traduttore, ed era necessario anche lasciare un video. Spero di poter realizzare anche altre interviste in futuro. Nicola, quando io ti ho Ti chiesto... ringrazio per questo, perché in Sì? genere sono io che leggo i testi degli altri e li commento o li pubblico. No, ti ringrazio dell'invito perché in genere, a No, parte vabbè, gli Nicola, era eventi il caso. pubblici di presentazione in No, ma libri, spieghiamo com'è andata, perché il punto è questo, io volevo chiudere così. Allora, ci siamo sentiti per la questione del mio romanzo, che ti avevo detto che avevo pubblicato un romanzo, tu mi avevi chiesto delle cose, allora io ti ho detto, ma Nicola, non è possibile che non c'è una traccia storica di un incontro. Io tengo molto al ricordare. Ti avevo detto ti avevo raccontato questo aneddoto di quando ho avuto la polmonite, quindi avevo paura, ho avuto paura di morire e da quel momento comincio a raccogliere, comincio anche a esternare, ad avere un approccio con la società letteraria diverso, perché veramente me la sono vista brutta in quel momento. Cosa che non mi era mai accaduta prima in 30 anni, non mi era mai accaduto veramente di stare male, male, male. Quando io ti ho detto dai realizziamo questa intervista, pubblichiamola e ti ho chiesto
com'era giusto chiamarla, intitolarla. Allora io ti ho detto, ma la letteratura che cos'è per te? È l'alibi della vita, è un alibi della vita. Ecco, io volevo chiudere con questa definizione, se potevi spiegarci il perché di questa definizione. Dà un senso alla vita, cioè la letteratura, ma come anche qualsiasi altra passione, ci serve per andare avanti, questo non riguarda solo la letteratura, questo riguarda qualsiasi tipo di passione che ti porti avanti. Ovviamente la letteratura è un tipo di passione a differenza di altre in cui c'è un tempo per farle, no? Cioè c'è un tempo eh, biografico e anche biologico per portare avanti delle attività. La letteratura, come l'arte, come tantissime altre occupazioni, ti porta cioè te la porti avanti tutta la vita. Cioè, vedi un anziano che ha 90 anni è una cosa che ti accompagna, che dà un senso alla tua vita, come per altri un senso glielo può dare la religione o la famiglia. Cioè, ognuno fa delle proprie scelte nella vita e alcune, cioè, scelte ti capitano, cioè sono cose che capitano, non è che tu dai un senso alla vita tramite delle attività che svolgi e che non si interrompono cronologicamente, nel senso non è che va in pensione con la letteratura, va in pensione? No, non va in pensione. Cioè, Eterna. nessuno ti ha autorizzato a diventare uno scrittore, cioè a scrivere, a darti... e nessuno ti può cacciare. Cioè nei paesi proprio peggiori al ti fucilano. Nicola, comunque io ti ringrazio, ti sono grata per questo incontro e ti saranno grati in molti, perché in molti non ti hanno mai visto. Abbiamo fatto una bella Grazie a te. intervista, secondo me. Perdonami per le pronunce, perdonami se qualche volta sbaglio, ho cercato di essere quanto meno, insomma, ho cercato di essere quanto più precisa possibile, di non sbagliare. Essendo tu un traduttore, essendo tu un comparatista, non è che non mi sentivo Sì, all'altezza, ma però è volevo una evitare. miriade, diciamo che una miriade di pronunce di autori stranieri non ne saprei fare neanch'io, cioè chi li sa fare? Cioè, voglio dire, pronunciare bene un autore svedese piuttosto che un autore eh, della Thailandia, cioè non è che cioè, ci sono dei limiti, uno sa pronunciare i nomi di alcuni autori che ha sentito pronunciare. No, io con la pronuncia sono... Io sbaglio Nabokov. Nabokov, leggo Nabokov o Nabokov. Come c'è scritto in Intransigenze, io come sto con lo stato d'animo cambio pronuncia a Nabokov, quindi credo che sia proprio qualcosa che abbia a che Allora, fare con con russo è qualche semplice. problema No, psicologico. ma con russo è semplice, se c'è l'accento Ma sulle per O, dirti che io leggo se Nabokov c'è dalla l'accento mattina alla sulla O sera. si pronuncia O, se non c'è l'accento si pronuncia A, è molto semplice, quindi No, dici ma per dirti che io ho un rapporto Dostoevsky, particolare. non dici Dostoevsky, ma sono, no, ma uno non mica può sapere le regole delle pronunce o le pronunce reali, poi quelle in inglese non le capiamo neanche noi, cioè totalmente come è scritto, non è come è pronunciato, quindi devi sentire lui come chiama se stesso, per dire un autore o lei come No, chiama se Nabokov lo lo scrive in Intransigenze, anche in altre interviste che rilascia, lo scrive che i giornalisti sbagliano l'accento e sbagliano la pronuncia del suo nome così, come capita. Quindi era un errore che lui sapeva, era cosciente di questo errore, ma per dirti che il mio rapporto con le pronunce è legato a qualcosa di interno, non saprei definirti. Comunque, Nicola, era anche un po' per sdrammatizzare questo incontro che è stato da parte mia pieno di enfasi, pieno di pathos. È un incontro che aspettavo da tanti anni.
Ti sono grata e riconoscente, saluto gli altri, saluto Doriano, Grazie saluto Sabatina Luciano. e saluti a casa agli ascoltatori. Buone feste, buon Natale ancora e buon anno nuovo. Buon Ciao a anno. tutti. Ciao Nicola. Ciao.